Deve essere umiliante farsi salvare dal fidanzato di tua moglie. Ti prego, smettila. Jen è fissata che sei ritardato. Ma che problemi hai, eh? Ormai nessuno dice più ritardato, nessuno. Non lo dire più. Non lo dirò più. Lo sai che è un reato avere questo? È una cazzata. Ho servito il paese, ho diritto ad averlo. Cibo. Servivi il cibo. Ah, non avevo scelta. Dicono che non posso vedere Ezra. Dicono che non ho voce in capitolo su che farmaci gli daranno, che scuola lo metteranno. Ma che cazzo? Tu non hai niente da dire. Ti ha tagliato fuori, è palese. Ma non è stata lei. Max, sono venuto a prenderti in prigione, ma di che parli? Davvero è tutto qui? Ma che altro devo dire? Vai fuori di testa e ti fanno il culo. Non riesci a controllarti, che ci puoi fare? Niente. Parla quello che ha steso un cliente perché la bistecca era troppo La cotta. bistecca era perfetta. Ah, ho capito, quindi sono io che non so comportarmi. Lasciamo stare. Sì, lasciamo stare, perché se avessi ragione tu saremmo in Nebraska e io avrei ancora una madre. Che fai? Basta. Ma che fai? Me ne vado. Smettila. Fermo! Mi dispiace, va bene? Non volevo parlare di questo. Quell'imbecille mi fa, ehi stupido, non c'è sangue nel mio piatto. Dico, mi dispiace, gli do un pugno in faccia. Ora lo vedi il sangue nel piatto, Ma che stupido. dici? Io parlavo di mia madre. Ah, vorresti dare la colpa di tutto quello che non va nella tua vita a me e a tua madre. Ma non dire cazzate. Guarda che sei un vero stronzo. Vaffanculo. E impara a cucinarti una bistecca. Sei pronto?